Corto corto. Corto corto. Corto corto. Corto corto. Corto corto. Corto corto. Salotto di Mao. Però ormai è nostra consuetudine e non ce la faremo a mancare neanche a Natale, perché questa è veramente una puntata speciale, introdurre gli ospiti con una scheda fatta come si deve, una scheda tecnica pazzesca. Allora, prima di introdurre il primo ospite, signore e signori, la scheda tecnica di Guido Andrueto. Grazie, è con noi questa sera un tastierista, musicista, producer di Torino, e uno dei nomi che noi consideriamo importanti della musica italiana, una presenza stabile, costante al fianco di Samuel, che è anche cantante dei Subsonica e dei Motel Connection nei suoi progetti da solista. Ha collaborato per esempio con lui per La Cena del Tempo, che è una rivisitazione in chiave elettronica del repertorio di Antonio Vivaldi. Fa parte di una boutique label e factory stellare. È qui con noi Ale Bavo. Ale Bavo! Madonna, Ale, grande, benvenuto. Sì. Allora, sì. Aspetta, te lo devo aprire, che sennò tu sai. Buonasera a tutte e tutti e buon Natale. Auguri, bravo che fai gli auguri. E complimenti per la maglia, perché è bellissima. Grazie. Sei l'unico? Sono l'unico che ha fatto un outfit, diciamo, al passo con i tempi, perché siamo a Natale. Allora, tanto per dare anche, la scheda di Guido è stata abbastanza esaustiva. Direi di sì. Ha detto le cose più importanti. Ha detto le cose più importanti. Noi adesso scendiamo un po' nel dettaglio. Cosa possiamo dire? Ti sei affacciato nella musica così negli primi anni 90? Anche Negli anni 90 sì, ero molto piccolo e ho iniziato nella mia cantina, come penso praticamente tutti. Però oltre a suonare, perché mi piaceva tantissimo la musica, ho iniziato a registrare i demo per i miei amici, cioè registravo i miei amici che scrivevano canzoni, mi chiedevano secondo me me lo chiedevano soltanto perché avevo uno spazio dove si poteva fare all'inizio, cioè quindi una specie di studio, diciamo, che era la cantina. Ma intanto secondo me è anche una questione psicologica. Eri l'unico che non era così narcisista da dire no, faccio solo una cosa mia, cioè eri disponibile a sentire i viaggi degli altri in qualche modo. Sì, è strano perché in realtà poi nella vita sono narcisista, però nella musica no. Mi sono sempre trovato meglio a fare, diciamo, la figura di lato a livello musicale. Mi piace tirare fuori il meglio delle persone che ho intorno. Bello. Questa è una dote che bisogna avere, però non è molto diffusa. È stata fortuna, poi negli anni l'ho coltivata, ho cercato chiaramente di incontrare. Poi i musicisti, soprattutto i cantanti, sono delle prime donne mortali, quindi devi diventare bravo a farti di lato, insomma. No, io ne so qualcosa, ci mancherebbe, è chiaro. Ne so qualcosa anch'io. Allora, ho accennato, insomma, ad Ale Bavo come il mio cuginetto, perché insomma raccontiamo anche brevemente. Sempre negli anni 90 Ale faceva anche, come dire, il turnista, cioè andavi a suonare come tastierista in altre band. Io ho avuto il piacere e la fortuna di fare un po' di concerti con Ale, che insomma che faceva quello che fai ancora adesso ogni tanto, ma lo fai con Samuel. Ormai il tastierista è una roba che... Esattamente, sì, io suonavo con Mao. Forse è stata una delle prime esperienze che potevo riconoscere come un'esperienza professionale, nel senso che io ho iniziato a suonare come tanti le mie canzoni, quelle che scrivevo con una serie di amici. Poi il solito giro di birrerie che all'epoca si faceva, non so se si fa ancora adesso, anzi non credo tanto, però c'erano le birrerie dove si andava a suonare e spesso succedeva di dover fare nella scaletta un brano tuo. Se volevi proporre un brano tuo, poi dopo dovevi fare una cover, cioè un brano di altri. Certo. E andavi avanti tutta la sera così, perché comunque la birreria era piena di gente che voleva anche divertirsi. E di solito le tue canzoni non erano ancora così Non famose, erano così divertenti, forse, tra l'altro. No, e a un certo punto Mao mi chiede di andare a suonare con lui, e quindi per me è stata la prima esperienza di tour un po' fuori dalla tangenziale di Torino, diciamo così. Ho incominciato a girare l'Italia con una band incredibile, formidabile, perché per me era veramente stata una scuola in qualche modo. Bene,
bene, e da lì poi non ti sei più fermato. Vabbè, all'inizio c'era questo tuo gruppo dove eri con tua sorella, i Sushi, ricordiamo. Sushi, sì. Dove avete, insomma, già lì avevate prodotto insomma una serie di cose, però poi la tua attività, come dire, si è dipanata in varie vesti. Ecco, stasera ci hai portato come se fossero dei tessuti, ecco, ci ha portato una serie di un campionario, adesso ho detto banalmente, però in Sì, effetti sì, è un anche po' perché così. parlare di musica non ha molto senso, soprattutto perché cioè io produco tantissime cose che sono magari più mainstream, possono essere anche un po' più riconoscibili da tanti. Ho prodotto qua in città brani per Levante, per i Subsonica, ultimamente ho prodotto un brano per Francesco Gabbani, quindi anche dei nomi diciamo che conosciamo tutti, però produco anche cose invece un po' più del sottosuolo e vorrei un po' farvi entrare in questo sottosuolo e farvi ascoltare queste, perché le altre le potete sentire un po' quando volete. Sì, anche perché appunto parallelamente all'attività di musicista appunto hai sviluppato tutta la parte sia di composizione ma anche di produzione artistica, musicale. Esattamente. Che poi diciamo, sono i processi sui quali ti concentri forse maggiormente nell'arco, se vogliamo, dell'anno solare. Sì, direi che sì, è la cosa che mi prende certamente più tempo nella mia vita ed è, per spiegare a chi non lo sa che cos'è un produttore, il famoso producer, è un po' come se al posto delle canzoni si facessero i film, il producer è il regista che cerca in qualche modo di far capire agli attori cosa devono fare, quindi che cerca di traslare le idee da bozze, da spunti in qualcosa che poi è il prodotto finito che ascoltiamo tutti quanti. Poi il regista ma anche un po' il direttore della fotografia, perché poi sei quello che deve occuparsi di come suona quel disco lì, no? Diciamo sì, negli ultimi anni è diventata anche questa cosa qua, perché una volta c'erano più figure, c'era il produttore, c'era il tecnico del suono, c'era magari l'arrangiatore se si volevano fare delle parti orchestrali. Oggi un po' queste figure si concentrano in una sola, che è quella del produttore, quindi io negli anni sono diventato anche tecnico del suono e quindi plasmo anche proprio il suono, cioè mixo le canzoni che produco. Strano che ci siano, che uno deve fare più robe, più È strano, vero? Che strano. Solo nella musica Perché succede. penso che sia successo un po' in tutti i campi. Tutti i campi. Va bene, allora senti, cominciamo a fare questo viaggio nel sottosuolo con che cosa? Sì, allora ve lo faccio per farlo, forse bisogna di stare un po' più comodo. Tieni un attimo questo. Certo, una volta dovevi portarti delle bobine, delle cose, adesso basta un computer. Adesso basta il computer, È vero, santo computer. Io lo amo il computer, non sono un detrattore assolutamente, cioè è il mio strumento alla fine. No, certo. E ho certo. sempre amato tutte le cose tecnologiche, in qualche modo il computer, cioè con questa cosa qua oggi si può fare veramente qualsiasi cosa e credo che sia fondamentale quando qualcuno fa qualcosa di artistico avere un mezzo, un attrezzo che gli permetta di tirare fuori quello che ha dentro in modo rapido ed efficace. Cioè se la cosa è troppo complicata, se il procedimento artistico richiede troppo tempo, c'è il rischio che si perda poi quella che è la scintilla iniziale, no? La spontaneità. La spontaneità, la spontaneità. che credo che sia la cosa più importante, l'istinto. Quindi a proposito di istinto vi faccio ascoltare una giovane artista che ho prodotto di recente, che di istinto secondo me ne ha parecchio, si chiama Alma. Alma. Alma, un ragazzo di Torino, è presente anche qua in sala, se volete ve lo indico, se volete, ma magari no. Può alzare la mano anche Alma, dove sei? È lui, eccolo là. Beh. Trovate i suoi pezzi su SoundCloud e proprio all'inizio c'è proprio pubblicazione sotterranea. Vediamo Allora, ma se- senti, ma lui con che cosa è arrivato da te? Perché adesso sentiamo il prodotto finito, cioè è arrivato già con delle canzoni con la chitarra, no? Lui è arrivato con diverse canzoni, un po' perché lui oltre ad essere un cantautore è anche un DJ producer a sua volta, quindi è arrivato anche con degli scheletri di groove, di arrangiamenti, di groove, anche pezzi piano e voce, un po' di cose. Questo qua in particolare era già uno di quelli un po' abbozzati. Vi faccio sentire. Sentiamo un breve campione, così ci Si entriamo sente un po'. qualche cosa? Sì. Questo mare non è più lo stesso, si intitola. E non mi manchi, non ti trovo, non mi manchi e vado fuori di me. Se non ti trovo tra i tuoi sbagli, forse in fondo è ancora meglio per me. E questo mare non è più lo stesso, più lo stesso. Questa quindi sarà il successo della prossima estate. Ma chi, non le diciamo queste cose che non però- abbiamo la sfera di però cristallo. facciamogli i complimenti, facciamo anche un applauso. Un applauso ad Sala, ma Bravissimi. adesso bisognerebbe chiedere a lui come lavorare con te, ma insomma abbiamo poco tempo. Al prossimo salotto, il prossimo salotto di Al Mao. prossimo salotto poi vediamo. Vabbè, questa diciamo è una situazione
giustamente lui è un artista giovane. Freschissima, proprio appena freschissimo. sfornata, la potete sentire su SoundCloud, che è una piattaforma diciamo un po' meno diffusa di Spotify, che è quella che magari conoscete tutti, però dove si può sentire un sacco di musica emergente, un sacco di musica strana, alternativa, dove potete trovare anche artisti che magari non conoscete. Certo, anzi noi siamo qua apposta per promuovere e far conoscere insomma alla gente queste che sono situazioni che al momento sono diciamo nel sottobosco, ma che noi ci auguriamo che possano emergere come tante altre robe. Quindi questa è diciamo una tua produzione di carattere appunto pop attuale su un artista giovane, quindi cerchi di entrare un po' in quel, Sì, lui quel tipo è di mood. appunto molto giovane, ci siamo, forse vale anche la pena dire che siamo conosciuti al Reset Festival, che è il festival che si fa qua a Torino. Sì, perché tra le diciamo, elementi importanti che caratterizzano anche l'attività di Ale Bavo c'è quella di essere mentor, ma anche curatore poi di una sezione rehab del Reset Festival che si svolge a Torino una volta all'anno e che è diventato sicuramente uno dei punti di riferimento maggiori per quanto riguarda suoni emergenti, band e artisti emergenti, perché poi definirli in questo modo secondo me ha senso, perché appunto è anche un modo per far tirare fuori insomma la creatività che Sì, si muove sì. sotto traccia. Alcuni sono davvero molto giovani, vi racconto brevemente che cos'è il Reset Festival, che è un festival solo di artisti non conosciuti, emergenti. Vuol dire che proprio c'è all'Off Topic di Torino i palchi vengono riempiti da artisti da tutta Italia che non sono conosciuti a tutti, insomma, cioè sono proprio alle prime armi. E all'interno di questo festival c'è un laboratorio che si chiama Rehab, che seguo io in particolare insieme a Valentina Farinaccio, che è una scrittrice. Che cosa facciamo? Mettiamo questi artisti a confronto, gli diamo la possibilità di lavorare una mattinata con invece un artista affermato. Quindi può succedere di avere a che fare con Niccolò Fabi piuttosto che Fausto Lama di Comacose, e loro in quella mattina possono lavorare su una loro canzone. Quest'anno c'è stata Levante. Quest'anno c'è stata Levante, c'è stato anche Samuel, ce ne sono stati, ormai sono parecchi anni che lo facciamo, la lista è lunghissima. C'è stato Federico Dragonia dei Ministri. La cosa che io trovo veramente incredibile di questo laboratorio qua è che succede tutte le volte che la musica in qualche modo rende i rapporti orizzontali, cioè tu a un certo punto dopo la prima mezz'oretta, 20 minuti, mezz'ora di questi giovani cantanti che si ritrovano a lavorare magari con dei mostri sacri, qualche volta con i loro idoli, dopo i primi 20 minuti di agitazione questa cosa viene subito appianata dal fatto che comunque poi bisogna lavorare sul pezzo, quindi magari ti ritrovi una cantautrice di 19 anni che racconta gli accordi della sua canzone a Samuel, oppure appunto Fausto Lama che chiede qua ti piace di più fatto in questo modo o in quell'altro, quindi i rapporti veramente si appiattiscono ed è molto puoi interessante. lavorare, chiaro, Si lavora, quindi esce un po' tutta sta cartapesta di track, bisogna andare poi sul sodo. Però diciamo, questo è uno degli aspetti. Adesso ci fai invece ascoltare che cosa? Vi faccio ascoltare un altro ragazzo col quale sto lavorando negli ultimi periodi. Purtroppo non vi stiamo facendo in questi giorni proprio dei pezzi nuovi che saranno il suo terzo disco. Non ve li posso fare ascoltare, ma vi faccio ascoltare un estratto dal disco precedente. Lui si chiama Liede, sempre torinese. Liedone, Forse lo certo, conoscete, è stato ospite anche al salotto, certo, vero? certo. E quindi vi faccio ascoltare dal suo secondo disco Testa Coda, che ho prodotto, che Bellissimo. si chiama Origami. Ti appende amore e ti lascia lì. Origami, questa c'è gente qua che la conosce, perché Bellissimo. Liede ormai è un artista, come dire, seguito, affermato, Liede, anche fa sì. l'autore per altri. Fa anche l'autore, è uno degli autori del brano che Giorgia ha portato a Sanremo l'anno scorso, 2 anni fa. Insieme non a mi ricordo. Bianco, certo, esatto. certo, Quindi certo. fa anche l'autore per altri, perché dovete sapere che alcuni dei cantautori, ma un po' tutti noi, cioè comunque i musicisti, ci capita di scrivere qualcosa che magari ha senso tenere per chi canta un suo progetto, tenersela per sé, e invece a volte capita di scrivere delle canzoni che magari non sono perfette per te, per il tuo personaggio, non te le senti addosso, e quindi magari possono essere cantate da altri che magari non scrivono, magari scrivono ma li ha colpiti particolarmente quella canzone, quindi Liede fa anche l'autore per altri, insomma. Bravo.
E anche in questo caso, come dire, è una canzone che magari poi è nata con strumenti tradizionali o magari no, però sicuramente nell'arrangiamento strumenti tradizionali ce ne sono pochissimi. Ce ne sono pochissimi. Questa in particolare è simpatica perché era nata proprio come una ballad, cioè una canzone proprio molto tradizionale, molto accompagnata lenta con il pianoforte, con la chitarra, proprio strum, la canzone degli zii, proprio Certo, tu quella gli hai roba detto lì. basta, non si può Io fare quelle così. canzoni lì non le sopporto, divento proprio, mi viene, non so, le bolle in faccia ogni volta che le sento e quindi devo a un certo punto mettergli un elemento di disturbo, come ho fatto anche qua. Ho cominciato a mettergli 2 o 3 rullantini, 2 o 3 cose. Ma a Poi loro alle- piace essere Ma lo so che disturbati. gli piace, vengono a te apposta, è chiaro. Poi arrivano con la chitarra, tu gli hai detto, allora va bene, canta, ma la chitarra togliamola. Tutto bello. Va bene, questo diciamo era un altro esempio di pop, insomma, in questo caso appunto una produzione già affermata, ma qui vedo che fai girare la rotella su qualcosa di ancora più intrigante. Che cos'è? Allora, io vi faccio sentire un progetto secondo me molto molto interessante, arrivano da Venezia, la Venezia alla Laguna proprio, no Mestre, cioè Venezia, abitano proprio in Laguna, sono un duo incredibile che vi consiglio di andare ad ascoltare, si chiamano Queen of Saba, e fanno un elettro pop con elementi di queer molto punk anche in qualche modo, veramente validi, e se vi capita di leggere da qualche parte che suonano dal vivo andateli a sentire perché sono in due, un batterista eccezionale e una cantante di quelle che bisogna assolutamente ascoltare, una grande performer. Ma li possiamo sentire adesso che è Natale, sì? Sì, dai. Ok, allora li mettiamo su Queen of Saba. Queen of Saba. Attenzione sempre. Come mi vuoi tu? Io non sono come mi vuoi, no. Io non sono come mi vuoi tu, non sono come mi vuoi. Questa qua anche che bella accattivante, cioè, con un messaggio chiaro. Queen of Saba, vedi che è piaciuto anche Queen of al Saba, nostro pubblico. andateli ad ascoltare, sono Vabbè. molto fighi. Sono insomma, dei ragazzi comunque che fanno questi pezzi di gran tiro. Anche qua sono arrivati con una canzone con la chitarra, tu li hai levati. No, loro sono già dei bei abbastanza malati dalla composizione attraverso computer, macchinette, eccetera, quindi sono molto, anche loro partono da... Abbiamo forse ancora un paio di situazioni che ci presenti, che ci fanno vedere un po' il tuo panorama. Sì, insomma, volevo di farvi anche lavoro. ascoltare qualcosa perché come dicevamo prima mi divido tra queste anime, una più pop che appunto poi se volete quella l'andate a sentire perché lo potete trovare dove volete, quella più di sottosuolo, ma anche invece mi piace molto fare della musica che si chiama ambient, più strumentale, più destrutturata, dove non c'è la forma canzone classica con strofe e ritornelli, dove magari non c'è proprio neanche il cantato, e la faccio con un progetto che si chiama Stellare, come dicevo prima, che oltre ad essere un collettivo di producer è anche una label, quindi produciamo anche musica di altri. Che cosa è successo? Praticamente con Stellare facciamo delle residenze artistiche, cioè sono degli incontri tra musicisti in luoghi che reputiamo fortemente suggestivi, che ci ispirino a scrivere qualcosa, ad espandere un po' i confini della nostra immaginazione e cercare di scrivere delle cose. Per farlo però ci diamo sempre dei canovacci di partenza, delle motivazioni extra musicali se riusciamo. In questo caso siamo andati con degli idrofoni, cioè microfoni che possono registrare sott'acqua, in un'ex piattaforma davanti al porto di Genova, che è stata abbandonata ormai dagli anni 60, si è creato un nuovo microcosmo, un microsistema di bestie marine, e quindi con i microfoni abbiamo registrato quello che si sentiva sott'acqua. E attraverso questi piccoli sample che abbiamo registrato con i microfoni sott'acqua poi li abbiamo utilizzati per scrivere della musica. Ma questa è la E poi c'è, scusami, ci sono stati anche poi strumenti invece musicali tradizionali, cioè dal sax piuttosto Esattamente, che sì, noi praticamente questi sample li usavamo come backing tracks, come punto di partenza sui quali poi incominciavamo veramente ad improvvisare, a scrivere della musica partendo da... lo sentirete in alcuni di questi suoni subacquei, si sentono già alcune melodie nascoste, quindi noi non abbiamo fatto altro che tirarle fuori e sottolinearle con gli strumenti che suoniamo. In questo caso c'era un sax, una viola, io al pianoforte, un po' di queste cose qua. Vi faccio sentire uno di questi brani dove il sax infatti è abbastanza fondamentale.
Immaginatevi, noi passavamo le giornate a scrivere questa musica dentro l'acquario di Genova, cioè in mezzo ai pesci, proprio passando in mezzo alle vasche, e abbiamo allestito uno studio di registrazione temporaneo. L'acquario di Genova è fatto a forma di nave, praticamente, se lo guardi dall'alto. Noi eravamo sulla prua, come se appunto l'acquario, da dove si entra la poppa, ed è una nave parcheggiata al porto fondamentalmente, anche se non è effettivamente una nave. E noi quindi sulla punta di questa nave, sulla punta dell'acquario, abbiamo allestito questo studio, quindi vedevamo il mare davanti a noi, dietro di noi c'erano le vasche con i pesci. E i visitatori non c'erano, ovviamente. Questa era una residenza artistica anche in qualche modo installativa, i visitatori potevano venire a vedere mentre noi non performavamo, noi stavamo semplicemente scrivendo della musica e loro potevano guardarci mentre lo facevamo. È un posto bruttissimo per lavorare. Posto brutto, immagino, sì, avete sì. fatto una fatica di mamma. Ma le abbiamo mia, fatte di che brutto, le abbiamo fatte in postacci. Sardegna, alle Isole Olie, ne facciamo sempre i posti bruttissimi. Sono posti brutti. Sì, Vabbè, sì. però del resto è un la duro musica lavoro, ma qualcuno deve pur farlo. deve pur farlo, e quindi è giusto anche che poi la musica, come dire, prenda spunto per diventare bella, insomma, da situazioni belle. E questa, diciamo, chiaramente è una situazione completamente diversa, più ambient, come dire, qua potremmo come riferimenti il Brianino, poi Assolutamente, sì. sicuramente, tutto quel mondo visto lì. che hai registrato suoni di animali, cioè del mare, così Casacci sarà impazzito, ti avrà rubato i sampler di questa roba qua. Esatto, magari Davvero? glieli passiamo. Esatto, è fissa con i suoni della natura e via. Siamo tutti così, impallinati con i suoni della natura. Va detto perché probabilmente dopo tanti anni di scrittura musicale, anche forse in alcuni casi, quando la musica diventa anche il tuo lavoro, devi anche in qualche modo trovare l'ispirazione là dove anche magari non c'è ogni tanto, perché il tuo lavoro quotidiano, quindi non è che tutti i giorni uno si sveglia ed è John Lennon. E quindi trovare anche degli escamotage di questo tipo che amplino un pochino, che ti portino, scusate il bisticcio, visto che si parla di acqua, là dove non si tocca, cioè ti portino in zone dove non sei proprio a tuo agio per poter fare anche qualcosa di diverso. E poi i suoni della natura li sentiamo sempre di meno, insomma, nel Tra l'altro, panorama certo. urbano è qualcosa di sempre più lontano. Prego Guidino, prego, che ti vedevo partire. No, volevi fare... No, volevi... Vai tu. No, Forse c'è una- perché si è parlato di ambienti e in qualche modo questo forse è uno dei più suggestivi che ci siano al mondo dal punto di vista dell'architettura di una grande cattedrale. Sto parlando del Duomo di Milano. Ale Bavo, mi fa piacere ricordare che poco prima di Natale ha suonato e co-curato insomma la direzione artistica di un grande concerto dentro il Duomo di Milano, di cui il direttore artistico è stato Samuel, ed è stato il secondo anno di questo concerto. Esattamente. È un'esperienza che credo già soltanto per il fatto di suonare dentro il Duomo di Milano, e senza parlare degli artisti coinvolti, ti abbia comunque sicuramente toccato come musicista. E anche Assolutamente sì, anche perché quando lo dico tutti dicono ah sì, hai suonato al Duomo, cioè in piazza del Duomo, davanti al Duomo. No, proprio dentro, nella navata centrale, che non credo che capiti proprio. Ma è anche un po' difficile, mi sa che c'è un riverbero C'è un riverbero importante. lunghissimo, che vuol dire che fai e dura 40 secondi, quindi non è anche semplice suonare, quindi anche la scelta dei brani va un attimino pensata in base anche alla location in cui si è. Come funzionano queste serate, che è il secondo anno di fila che facciamo, ci sono degli ospiti appartenenti al mondo del pop. Quest'anno c'era Luca Carboni, Elisa, Noemi, con i quali suoniamo alcuni brani loro, ma non solo, poi reinterpretiamo anche in chiave sempre elettronica, perché quella è pur sempre la nostra malattia, delle cose che derivano magari dalla musica classica, dalla musica sacra, soprattutto visto che comunque siamo in un luogo di culto, quindi ci è capitato di reinterpretare anche delle arie di musica sacra in chiave elettronica. L'anno prima con un coro di 16 cantanti, proprio un coro di musica sacra, quindi con proprio gli stilemi classici di quel tipo di e repertorio. Giuliano San Giorgi, credo. L'anno scorso c'era Giuliano San Giorgi, sì, che si è cimentato nell'Ave Maria di Schubert, e quest'anno invece avevamo gli archi, gli ottoni e questi ospiti. Devo dire, sì, un'esperienza incredibile, cioè veramente suggestiva. Poi una di quelle cose, insieme ad andare a Sanremo, credo che se dice alla tua mamma che hai suonato nel Duomo di Milano, dice finalmente capisce che fai il musicista nella vita e non ti dice vai a lavorare. Sei certificato. A questo punto direi che sì. Sei che sì. certificato. Mamma, si può dire, io lo faccio. A questo punto chiaramente sì, produttore e quant'altro.
altro. Allora Ale, però io adesso, visto che siamo in conclusione, vorrei invece tornare un po' al principio, perché adesso tu ci hai fatto sentire tutte queste esperienze sonore che stai producendo di vario genere, molto interessanti, però tornando indietro nel tempo, in qualche modo qual è stato il luogo che ti ha messo in questa, perché tu diciamo vivevi in collina, il luogo dove hai cominciato a vivere la musica sulla pelle, perché poi si sentiva anche musica a volume alto. Certamente, sì, vabbè, io sono stato fortunatissimo da questo punto di vista perché ho avuto la fortuna di avere 20 anni in una città in cui stavano succedendo delle cose che non so se capitano poi così spesso, cioè dove si sentiva proprio un fermento molto forte, si sentiva un po' di fare parte di qualcosa, perché era proprio il periodo in cui c'era quella scena dei Murazzi, dove forse su tutti c'era un unico grande locale ai Murazzi, del quale direi il nome. Beh, noi ce l'abbiamo qua, il nostro Giancarlo. Era lì, era lui. La cosa incredibile di questo posto è che era intanto veramente un melting pot di gente assurda, di personaggi improbabili, tra cui il sottoscritto, che si mescolavano ed eravamo tutti completamente diversi ma uniti da non so cosa, la passione per la notte, la passione per il diverso proprio. E nonostante fossimo così variopinti, variegati, alla fine quando andavi lì ti sentivi sempre a casa. A me capitava di andarci spesso da solo, perché tanto sapevo che avrei incontrato qualcuno dei miei amici. Cioè, perché quando arrivavi lì comunque da Giancarlo ti sentivi a casa. Era sì. strana come cosa, era un posto dove accoglieva anche diciamo i disperati come noi e gli dava una certa dignità. E questo bisogna dargliene atto, e qui Ale anche insomma a raccontarci questa tua esperienza. Quindi in qualche modo lo dobbiamo anche a lui, se facciamo. Assolutamente sì, anche perché la formazione musicale da Giancarlo non era secondaria, la selezione la faceva lui. Cioè non era il classico locale dove arrivavi, c'era il DJ, una selezione di un certo tipo, c'era una musica assolutamente randomica, cioè quella che piaceva a lui. Io ho scoperto tantissimi artisti grazie a Giancarlo, Paolo Conte su tutti penso, cioè l'ho scoperto da Giancarlo, avevo 18 anni, ho sentito sta roba e ho detto chi è questo? E poi metteva anche la musica che facevamo noi, certo, quindi cioè, in chiaro, qualche modo chiaro. promuoveva anche quello che si faceva in città. Ale, a questo punto diciamo, vedi che quando poi lui si alza, e io intanto chiaramente ti ringrazio di essere venuto Grazie qui. a voi, Ringrazio davvero, buon tantissimo Natale ancora. Ale, bravo, Ale. e un grosso in bocca al lupo per tutte le cose. Resta Grazie. qua con noi Corto, perché corto. adesso dobbiamo Corto, corto. accogliere Corto, corto. Corto, corto. Corto, corto. Corto, corto. Il salotto di Mao.